A Livorno si affrontano i padroni di casa di Mister Monteforti e del Viareggio di Mister Bresciani. Da un lato i padroni di casa sono in una comoda posizione di metà classifica, reduci dal pareggio esterno contro l'Albissola. Dall'altro i toscani stazionano al quarto posto in classifica anche grazie a successo interno contro San Donato. Una sfida, quella di oggi, che poco più di un anno fa portò a casa il Livorno grazie ad un perentorio 3-1. La partita comincia a ritmi bassi. La prima occasione del Viareggio, cambio di gioco di Mattei al 13°, Galligani raccoglie il pallone e se lo aggiusta e conclude da fuori area, ma al tiro non impensierisce Fenderico. Un minuto dopo reagiscono i genovesi. Chiarabini avanza e serve Zunino sulla destra, il quale crossa in mezzo per la corrente Oneto, la cui capocciata finisce però a lato alla sinistra di Cipriani. Al 20° i toscani sferrano il vantaggio. Calcio di punizione dalla tre quarti da parte di Lazzoni. Fenderico respinge la sua destra con Giovannelli che non riesce a concretizzare il tappin di testa. Gol sbagliato, gol subito. Al 21° cross dalla destra, gran torre di Oneto sulla sinistra e Chiarabini non perdona. È suo il mancino che porta in vantaggio il Ligorna, festeggiato dai compagni. Rivediamo il replay della rete. Al 30° ci provano di nuovo i padroni di casa, traversone di Pasciuti da sinistra e colpo di testa di Oneto, ma nulla di fatto. Si passa così alla ripresa. Al 52° Panepinto si invola sulla destra e mette in mezzo. Ci prova il solito Oneto in spaccata, ma la difesa riesce a deviare in calcio d'angolo. Lo stesso Oneto 2 minuti più tardi ci prova da fuori area, ma la conclusione è troppo centrale. Al 62° è Vanni a cercare la via della rete con un buon mancino al volo su cross di Lucarelli, ma il pallone termina lato. Al 66° è il momento chiave del secondo tempo. Il signor Nicolini punisce Gallotti con il secondo giallo per questo presunto tocco ai danni dell'avversario, lasciando così in 10 uomini il Ligorna nei restanti minuti di gara. Al 66° ci prova Lazzoni, ma la conclusione è lo specchio della giornata dei toscani in fase offensiva. Al 93° ci sarebbe spazio per un calcio di punizione pericoloso da parte del neoentrato Miello, ma il tiro termina alto sopra la traversa. Nuovamente fatale Genova per il Viareggio. Gioco partita incontro al Ligorna. Prova solida del Ligorna. Ci aspettava un po' di più da parte del Viareggio, quarta in classifica. Comunque il gol di Chiarabini decide la sfida.